Poluscol in 7, poi Putnik Daghi, reduce da Tris da interpretare, e Pannonica bene all'ultima. Partiti in questo istante, si ritrae Phosphorus, si ritrae anche Pink Lady. Penelope mantiene l'iniziativa, di fuori traffica Pirata OM, in mezzo ancora qualche soggetto con Patroclo FKS, partito bene Pocket Kronos che va secondo in corda, nella scia del netto leader Penelope, poi ancora Palla Magica Fi e gli altri, lancio in 14 spaccati. A tabellone intanto nelle retrovie Putnik Daghi, la corsa perde uno dei protagonisti attesi per le piazze, il rallentamento netto di Virzì una volta al comando dopo un lancio in 28,4, guadagna molto per Varchi Palla Magica Fi, va gradualmente di fuori Patroclo FKS, ne ha preso la scia Pirata OM, addirittura in terza ruota Privacy di Gloria, un po' spostato dal gruppone, l'allievo di Cassani deve abbozzare. Al comando Penelope che ha stoppato nettamente il ritmo, è andata per Varchi anche Pink Lady che figura quarta in corda ma ha perso un paio di buchi, intanto si industriano di fuori Patroclo FKS e Pirata OM che non ne molla la scia, il che costringe Cassani a rompere gli indugi ed attaccare di fronte in terza ruota, il chilometro in 17, si va molto piano con Penelope leader, Pocket Kronos nella sua scia, l'attacco deciso adesso di Privacy di Gloria, cerca di muoversi anche Phosphorus, chiesto con grande impegno da Vecchione, lo strappo all'ultima curva, 29,8 di parziale intermedio, Privacy è arrivato cattivissimo su Penelope, i due seguiti da... poi c'è un errore che crea anche scompiglio nel gruppo, ha sbagliato Patroclo FKS, Penelope in vantaggio, Privacy che ci prova ancora, gli altri a lottare più indietro con Pannonica che si mette in evidenza nel finale, l'attacco di Privacy ma si salva Penelope con Virzì che ha guidato in maniera impeccabile, l'errore invece di Pannonica, è successo davvero un po' di tutto all'ultima curva, ci sono 5 cavalli di galoppo, tanto che vi consiglierei comunque di tenere anche i biglietti in tasca perché 28,6 la chiusa. L'attacco decisissimo di Privacy di Gloria, al quale però con il cuore soffrendo Penelope oppone un musino di vantaggio, 1,15,3 la frazione. Andiamo a rivedere quello che dirà il replay anche per il terzo, c'è Pocket Kronos in corda, di fuori c'è Pannonica che era già terza ma ha sbagliato a metà retta d'arrivo, è tutto assolutamente ufficioso.